Governatore Zaia, finalmente possiamo mettere la parola fine sulla questione dell'ospedale di Padova. Beh, diciamo che si è deciso, sono prese delle decisioni che sono importanti, che sono quelle della chiusura definitivamente della partita di Padova Ovest e della scelta per il nuovo accordo di programma di Padova Est. I cittadini di Padova attendevano da molto tempo questo polo ospedaliero, quindi finalmente ci sarà tempistica indicativamente? Ma direi i veneti più che i cittadini di Padova, stiamo parlando di un policlinico universitario e dove l'ex policlinico, cioè l'attuale policlinico che verrà recuperato al rango di ospedale per la città, quindi parliamo di un policlinico universitario che si porrà anche come riferimento di tutto quello che è la migrazione sanitaria. Ricordo che dal 2014 i cittadini europei possono andare a curarsi negli altri stati e lo stato di appartenenza paga il conto. Cercheremo di finanziarlo nella maniera più conveniente per i veneti e la partita del Project Financing che qualcuno utilizza per dire che è una porcheria, cioè è una porcheria nel momento in cui chi lo fa maldestramente per rubare e se una persona è disonesta ruba in qualsiasi tipo di appalto, anche nel comprare le penne biro per gli uffici. La verità è che il progetto di finanza è un progetto, una legge che è una legge interpretata a livello mondiale, è una legge nazionale, non è un'invenzione del Veneto. La cosa che converrà di più, se avessimo tutti i soldi posso già dirvi che ce lo pagheremo noi, come fa qualsiasi famiglia quando va a comprarsi la casa, se hai soldi se la paga, se non hai soldi deve fare il mutuo.